Salve a tutti, sono Paolo Lai e sono uno dei promotori del progetto inerente allo sviluppo delle aree verdi all'interno del centro abitato monserratino, con la creazione di piccole zone picnic attrezzate realizzate tramite contributi monetari di privati cittadini. Mi sono trovato costretto alla realizzazione di questo video, mettendoci quindi la faccia, ma del resto come in tutte le cose che faccio nella mia quotidianità, in risposta alle sterili polemiche e per fare soprattutto chiarezza sul programma che io e altre persone abbiamo proposto all'amministrazione comunale di Monserrato, scaturite attraverso commenti sotto il post dell'articolo dell'Unione Sarda postato giovedì 29 aprile nel gruppo La Voce di Monserrato. Infatti è proprio di questi commenti che voglio parlare, perché mi hanno lasciato davvero perplesso. In primis, non ho capito il motivo per cui nel post condiviso dal sottoscritto ho solo ricevuto dei feedback positivi, mentre nel post condiviso da uno degli amministratori del gruppo si è scatenato quantomeno l'inferno attraverso dei commenti sprezzanti e denigranti. L'unica nota positiva però è che tale articolo ha quantomeno risvegliato gli animi di una città dormiente come quella di Monserrato. Mi piace pensare positivo però, perciò voglio sperare che l'articolo non sia stato abbastanza chiaro riguardo il nostro intento e perciò sia stato frainteso, ma allo stesso tempo mi aspettavo di ricevere quesiti più costruttivi, al fine di chiarire eventuali punti oscuri che un articolo di giornale, conciso e ristretto per motivi di spazio editoriale, non poteva fornire. Dalla Genesi sono stato interpellato da un commerciante di Monserrato affinché lo aiutassi a redigere la richiesta da presentare al comune ed essendomi piaciuta l'iniziativa non potevo far altro che ringraziarlo per avermi preso in considerazione. Nonostante io sia stato onorato di essere l'ambasciatore di tal proposito, mi è dispiaciuto percepire che molti concittadini non si sentono rappresentati dalle forze presenti in consiglio comunale. L'iniziativa che si sta portando avanti è stata frutto dell'idea di un gruppo di cittadini privati che hanno come capofila il signor Mameli, la quale verte le loro forze e i loro contributi finanziari sulla creazione di piccole aree verdi attrezzati con componenti da picnic, tra cui panche e piccoli barbecue prefabbricati, per consentire alle persone che non hanno i mezzi a disposizione a casa o per chi volesse semplicemente riprendere i rapporti interpersonali, stando all'aperto, di usufruirne in maniera totalmente gratuita e non vincolante. E infatti la ricerca di un ritorno alla normalità dopo un periodo pandemico che ha portato alla valutazione di un incremento di queste aree per ritornare a una relativa tranquillità e per permettere alle fasce di popolazione ritenute più deboli, come anziani e bambini, di riappropriarsi di una parvenza di quotidianità senza doversi spostare dal proprio comune. Con questo progetto, totalmente finanziato da un gruppo di cittadini privati, si vuole sgravare l'amministrazione comunale da qualsiasi tipo di costo ed onere, ottenendo da quest'ultima solamente l'eventuale approvazione del progetto. Le aree verdi indicate nell'articolo, come il Parco Magico di Via dell'Argine, Piazza Gennargentu o lo spazio verde antistante la Via Caracalla, rappresentano sostanzialmente i pochi polmoni verdi esistenti a Monserrato, ma sarebbero decisi assieme all'amministrazione comunale stessa per garantire una corretta sistemazione dei siti. L'intenzione dei finanziatori non è solo quella di assumersi i costi derivanti dalla realizzazione dell'opera in oggetto, ma anche quella di prendersene cura. A nostro modesto parere, questo tipo di aree porterebbe indotti alle poche attività commerciali rimaste all'interno del tessuto comunale cittadino. Ed è proprio per questo che sono rimasto esterrefatto dei commenti pieni di derisione e beffe che accompagnavano l'articolo di giornale in cui si parlava del progetto. Mi sono stupito di come un'intenzione così nobile portasse così tanto odio e tanta discriminazione senza nessun tipo di interesse al riguardo, o per la mancanza di quesiti volti a saperne di più sull'argomento, arrivando magari anche ad una conclusione diversa da quella iniziale. Mi è piaciuto molto leggere dei commenti su come Monserrato non fosse adatta ad ospitare delle aree simili, come se Monserrato fosse una città di serie B, o pregiudizi inerenti ai privati che vogliono sempre e solo avere tornaconti personali in qualsiasi loro azione. La cosa che più mi ha lasciato basito è come un gruppo Facebook che grazie alle interazioni e alla collaborazione tra cittadini dovrebbe arrivare a fornire idee, ausilio e supporto per migliorare le condizioni della città, abbia potuto porsi in una maniera totalmente indegna e ineducata nei confronti di persone che volevano solo portare avanti interventi fini a rendere Monserrato un posto più vivibile.
Analizzando le varie critiche mi sono soffermato su alcune di esse, ritenute più gravi o meritorie di risposta quantomeno, e per le quali non possono replicare. Una di queste è sicuramente la comparazione delle aree picnic con la festa di Santa Greca, che ogni anno, tranne purtroppo nell'edizione del 2020, si svolge a Decimomannu, portando un immenso indotto al comune e ai commercianti del posto. Perciò non vedo come una festività che porta guadagno e illustra una cittadina della Sardegna possa essere una tesi utilizzata per screditare un progetto simile, che non ha nulla a che vedere con eventuali girarrosti o fumi esagerati, signori, ma solo un modo per agevolare chi non dispone di queste attrezzature. Non mi spiego come, prima di esporre teorie campate in aria, non siano state fatte domande per snocciolare il succo della questione, teorie valorate dai lai di attuali amministratori comunali che, come un encefalogramma piatto, non sono mai pervenute attraverso qualche loro iniziativa, se non in qualche e misera rara occasione. L'apice di alcuni, invece, scusate se mi viene da sorridere, è stato ironizzare sul carbone, chiedendo se invece fosse dato in dotazione o meno. Questa persona che ha ironizzato su questo fatto, nonostante mi avesse visto di persona e salutato in strada poco prima, non mi ha parlato della questione. Se trovava tale idea così buffa o ridicola, perché non dirmelo in faccia di persona? Io, più che fiondarmi a lasciare commenti dozzinali e privi di logica, avrei proposto l'idea del carbone in sospeso, pratica utilizzata per la donazione di vari articoli a favore di sconosciuti che non possono permetterselo. Si è perfino parlato di come il Covid abbia portato allo sviluppo di queste idee folli, senza pensare che in questo modo si stavano sminuendo tutte le varie vittime di questa tremenda malattia o le persone che realmente purtroppo hanno accusato problemi psicologici causati da questa emergenza sanitaria. È forse l'ennesima stigmatizzazione contro di chi non la pensa come la massa? Ritenere che le idee siano frutto del periodo frustrante legato al Covid? Un'altra questione che mi rammarica è il livello di alcuni che forse hanno dimenticato o che ne sono minimamente a conoscenza delle normative vigenti all'interno della nostra amministrazione, quale il regolamento sulle sponsorizzazioni, che regola appunto le collaborazioni tra privati e amministrazione pubblica per la realizzazione di determinate opere. Avrei voluto, e non chiedo molto, solo un pochino più di interesse per un progetto così nobile, che voleva solo dare nuova vita ad una città che viene spesso ritenuta vuota e priva di attrazioni, ma il feedback di quel post è stato sia culturalmente e socialmente veramente basso. Si parla spesso di leoni da tastiera, ma in questo caso ci sono state veramente tante tastiere, ma alcun leone, signori cari. Fa comunque piacere che dopo l'uscita del nostro articolo non siano arrivate solamente risposte negative, ma altri privati si sono aggiunti per perorare la nostra causa ed incrementare l'iniziativa iniziale. Perché ricordatevi che tra rimanere inermi o fare qualcosa è sempre meglio agire per cambiare noi stessi in primis, per poi provare a cambiare un po' alla volta tutto ciò che ci circonda e non funziona a dovere. Buona giornata a tutti.